La Fidas Sicilia, in collaborazione con l'ADAS di Agrigento, ha organizzato nei giorni di sabato e domenica scorsi presso l'hotel Dioscuri di Agrigento a San Leone il terzo meeting Fidas Sicilia, nel corso del quale si è svolto il corso di aggiornamento ECM, la selezione del donatore di sangue, rivolto ai medici, ai direttori sanitari, ai medici selezionatori, agli infermieri federate Fidas Sicilia. Abbiamo celebrato in questi giorni il terzo meeting della Fidas Sicilia, un momento di incontro e di confronto non soltanto all'interno delle associazioni che aderiscono alla Fidas appunto Sicilia, ma anche un confronto con le istituzioni e con i referenti dei servizi trasfusionali. È stata un'occasione di crescita perché abbiamo affrontato delle tematiche importanti, quale soprattutto in campo medico e sanitario la selezione del donatore è un aspetto importante in cui vengono definite le modalità e i termini per cui una persona può accedere e può effettuare una donazione di sangue. È stato un momento formativo importante di crescita comune, così come un altro momento importante è stato quello della definizione e l'approfondimento di alcune tematiche legate agli adempimenti sulla riforma del terzo settore che in questi momenti sta interessando tutte le associazioni del volontariato, in particolare l'associazione di donatori di sangue. Ecco quindi un'occasione per stare insieme, per condividere esperienze comuni, ma anche per confrontarci con le istituzioni. L'impegno non è molto pesante perché si sono discusse tante cose, sia per quanto riguarda la questione legale delle associazioni di volontariato, sia per quanto riguarda il muoversi in quale maniera per cercare di superare ogni ostacolo che abbiamo per ora. Questa di qua è stata un'esperienza, non un'esperienza, ma qualche cosa che si doveva fare, perché ognuno di noi ha un'associazione, però non sa se questa associazione può camminare ancora oppure si deve fermare. Quindi ecco quello là che, diciamo, la cosa principale è questa.